Posso intanto? Qua prendo solo le mani. Invece le dico di riprendermi, così siamo tranquilli. Una donazione particolare oggi, vero Medeot? Ma in verità le donazioni sono sempre particolari, anche perché sono un gesto di responsabile, volontario, anonimo, gratuito e periodico. Questo è un giorno sicuramente speciale per quanto riguarda il Centro Associazionale di Gorizia e in qualche maniera l'impegno e la collaborazione che non solo la nostra associazione ma in qualche maniera tutta la cittadinanza ha nei confronti di questo Centro Associazionale. Oggi infatti donano i responsabili e referenti delle forze dell'ordine, tra cui in prima linea anche il prefetto di Gorizia Massimo Marchesiello, nonché il comandante della polizia locale di Gorizia Marco Muzzatti. È un segnale forte in cui le istituzioni dimostrano di essere vicini alla cittadinanza, vicino anche alle esigenze della cittadinanza, tra cui appunto la donazione di sangue. Per quanto riguarda le donazioni, a grossi numeri, come siamo a Gorizia? Allora, per quanto riguarda... O in provincia? Allora, in generale stiamo ragionando sempre più in termini di una autosufficienza regionale che è un dato acquisito da sempre in Friuli Venezia Giulia, in particolare per quanto riguarda le donazioni del Centro Associazionale di Gorizia e di Monfalcone, che dipendono strutturalmente dall'azienda sanitaria del Dipartimento di Medicina Transfusionale di Trieste, sono sicuramente positivi. Infatti il riscontro risulta essere almeno di 350 sacche in più rispetto allo scorso anno. Questo risultato ci garantisce non solo un'autosufficienza, ma garantisce anche un'autosufficienza sia a livello di Dipartimento e nota non da poco vi è anche una uniformità tra le tipologie di sangue donate rispetto alle tipologie di sangue consumato, quindi c'è anche un'equivalenza e anche una garanzia che tutto il sangue raccolto a Gorizia e a Monfalcone, nonché in unità mobili di raccolta, viene utilizzato nel migliore dei modi per quanto riguarda la cura dei pazienti della nostra regione. Parole delicate, Pianeta Giovani. Pianeta Giovani, anche qui un impegno non da poco dalla nostra associazione, ma in generale di tutte le associazioni donatori di sangue del Friuli Venezia Giulia e d'Italia. Quando infatti l'impegno delle nostre associazioni si basa non solo per il recupero di nuovi donatori, ma anche per la fidelizzazione dello stessi, per cui l'impegno vi è soprattutto per quanto riguarda una presenza capillare e continua nelle scuole. Tutti gli istituti di istruzione superiore della provincia di Gorizia, quindi non solo di Gorizia ma anche di Monfalcone, sono oggetto, diciamo così, di laboratori e incontri dedicati che permettono non solo l'arruolamento di nuovi donatori, ma anche la fidelizzazione degli stessi, un impegno continuo che va avanti ormai da molti anni e che sta dando sicuramente degli ottimi frutti. Marco Muzzatti, comandante della Polizia Locale di Gorizia, per quanto riguarda questa donazione, il primo a donare per i vigili. Prima volta che si dona? No, diciamo che la prima donazione risale ai tempi dell'università, poi un breve break e quindi abbiamo dato piena adesione anche come comando a quella che è stata una richiesta da parte della prefettura. Direi che è una buona azione, no, per quanto riguarda poi tutto il corpo. Quindi non è solamente una disposizione, un invito della prefettura, ma se non ho capito male, lei ha cominciato a donare da giovane, da ragazzo. E perché ha cominciato a donare? Ma, diciamo una questione chiaramente di sensibilità, ma anche verso i terzi, di disponibilità, e poi non dimentichiamo che ognuno di noi che dona viene controllato in maniera molto specifica, quindi esorto gli appartenenti alle forze dell'ordine, ma anche tutti i cittadini, a fare questo piccolo sforzo che nel nostro piccolo anche noi cerchiamo di fare per la comunità. E un invito ai suoi uomini, ma soprattutto essere ciclici? Sì, infatti anche noi in comune appunto abbiamo un sollecito da parte della dottoressa Zampi, che ringrazio, e a cui appunto anch'io ho dato la mia disponibilità per l'affiliazione all'associazione. Un'operazione interforze però nel donare sangue, vero prefetto? Ma è un'iniziativa che abbiamo colto anche perché c'è stata la disponibilità della Fidas a coordinare questa possibilità, che è una possibilità ma è anche un'opportunità per tutti gli operatori di polizia, per i colleghi della prefettura, ma era comunque un'opportunità dovuta alla cittadinanza e alla comunità, perché comunque la donazione di sangue diventa imprescindibile per le esigenze sanitarie di questo territorio. Sappiamo che lei è il primo prefetto della nostra regione a fare una cosa del genere.
Perché la spinta? C'è solamente la circolare del Ministero dell'Interno o qualcosa di più? Mi è sembrata una cosa spontanea, dovuta e necessaria. Penso e spero, ecco, che sia un buon esempio anche e soprattutto per i ragazzi, perché ci sono sicuramente state iniziative di sensibilizzazione nelle scuole a riguardo, ma mi dicono gli operatori che comunque il ritorno dei ragazzi per questa disponibilità a volte non c'è, e quindi su questo, ecco, insisto e invito tutti a farlo. Un invito anche agli altri, a tutti gli operatori delle forze dell'ordine? Sicuramente, ma non credo che ci sia bisogno di invitarli, perché sono già presenti e c'è già sensibilità, l'ho già visto oggi.